Dai, su, su, su. Qui fa veramente freddo, bisogna stare attenti. Prima, quando sono arrivato in cima al Pizzocca e mi sono vestito di tutto punto, fossi ben bardato col piumino e al sole, ho cominciato ad avere molto freddo. Mi sentivo freddo anche dai pantaloni, che dovrebbero tenere fino a meno 10, ma meno 10 cinesi credo. Sono praticamente solo con i vestiti tecnici, cioè canottiera, maglietta da sci intima e questa felpina leggerissima. Cioè adesso sudo anche nelle braghe, non tanto, non è che mi bagno, però non ho freddo. Ma nel momento che mi fermo, e io sono vestito da montagna comunque, perché a parte le magliette in cotone, diciamo quelle estive o mezza stagione, che le tengo più che altro per non fare sauna, per non sudare, tanto non sento freddo finché mi muovo. Però dopo, quando mi fermo, anche se metto su il piumino e mi cambio con roba asciutta, freddo lo senti e come. Per fortuna ho dietro anche un sottobraga che al momento non mi serve. Adesso rientriamo e vediamo se prendo freddo scendendo qua a Campon. C'è la strada che è veramente un disastro, forse anche peggio di quella del Pizzocca. Abbiamo superato la baracca Cimbra o degli Alpini, adesso non ricordo. Continuiamo, abbiamo ancora un po' di salita, poi si comincia a scendere. Devo mettere a posto i ramponcini perché si girano un po' quando cammini, li usi a lungo. Fatto bene a prenderli. Infatti prevedevo che prima o poi avrei fatto una cosa del genere, ma anche su quelle normali che faccio, certe volte ti capita di arrivare su zone completamente piene di ghiaccio, dove la neve è sparita, e per precauzione me li sono presi, come ho preso anche le ghette da neve, per ripararmi e andare un po' più sul sicuro. Perché già come sono sceso dall'auto, ho messo a piede sul ghiaccio, sono volato per terra e ho sbattuto la schiena, che adesso mi fa male, perché stavo guardando com'era la situazione della strada del Pizzocca e ho visto i due pick up 4x4 che scendevano giù, uno in retromarcia scivolando, e sono tornati indietro perché non ce la facevano, e mentre ridevo di loro sono volato per terra io. Ramponcini da ghiaccio sempre. Ce l'abbiamo fatta. Vai, passiamo sta sbarra, poi un'altra salita, poi discesa, forse ancora salita, forse poi ancora discesa, non lo so. Sono stanco, sono stufo. Devo provare sta acquisizione. Devo risalire lì, sì. Attenzione ghiaccio. Vai, vai, vai. Anche per fortuna una marcia leggera, su, 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 su. Finirà prima o poi. Perché per Campon è tutta discesa, dove deve finire la strada in discesa? Gesù, potrei andare giù per il sentiero del Palughetto, ma no, è buio, troppo buio. Siamo giunti alla congiunzione con la strada del Taffarel. Però io non lo farò stavolta perché qui ci vorrebbe troppo tempo. Occhio ghiaccio. Ghiaccio. C'è qualcuno? C'è nessuno? Vediamo che sta qua sia l'ultima risalita. Non lo so, so solo che sono stanco. Ghiaccio.
Qua è ok, però ormai è buio, non vedo più niente, devo stare attento. Qua è pulito. Anche qua me lo sembra. Ok. Come tira giù sta curva. Cerco di tenerla il più dritta possibile. Ok. Porco cane, non so cosa ho preso, ma l'ho preso male, stavo per finire per terra. Non l'ho visto, si vede che ho un pezzo di tronco o una roccia scura che si mimetizza con l'asfalto. Queste sono strade pericolose, ci voleva almeno una mezz'oretta di luce in più. Perché qua c'è un po' di luce. Wow, ghiaccio, ecco qua che compare il ghiaccio. Piano qua che vedo neve. Ecco, rallento io, che non si sa mai. Vedo che i cavi, i meccanismi sia del telescopico per la sella che dei cambi non si sono bloccati, li avevo sgrassati perché va bene il grasso, ma finché fa caldo. Poi appena scende la temperatura, soprattutto con queste temperature, il grasso si indurisce e i meccanismi si bloccano, e dunque ho dovuto usare dei solventi per sciogliere il grasso. Ho usato dell'olio siliconico e l'ho buttato dentro per le cordine e sui meccanismi. Più ho avuto problemi, mentre le prime volte che uscivo con i primi freddi mi si bloccava sempre tutto. Bon, adesso aspettiamo di arrivare a Campon, che è ancora un po' lunga. Ci vediamo a Campon. Vedo luci, senti che odor di abete. Ghiaccio, tanto che non lo vedevo. Vediamo se c'è qualcuno in giro. Mau! C'è nessuno? Magnifico, bellissimo. Qua però della fontana non c'è acqua, chiudono d'inverno perché se no si ghiacciano i tubi, si rompono. Farra da Pago. Piano osteria, ci prendiamo un caffè. È aperto qualcosa? Yeah! Stop! Adesso mangiamo la torta, cioccolato e pere. Questo è la huta. Bello. Ho mangiato la torta, il caffè. Ora torniamo a casa, sai che la faccio, perché sono a tocchi. Dai, luci. No, basta questa
chiavi, ok. Il MUC è chiuso, il museo dei cimbri. Allora andiamo. Sono ormai le 5 del pomeriggio, 5:30, dunque torniamo verso l'auto. Adesso facciamo il rettilineo che attraversa la piana del Cansiglio e poi arriviamo dopo un paio di chilometri verso la strada del Pizzoc, da dove siamo partiti. Qua a destra e anche a sinistra ci sono i recinti e qua è pieno di cervi. In questo momento probabilmente ci stanno guardando, vediamo se puntando la luce si vede qualche occhietto. No, sarà già a dormire, però può capitare che attraversino la strada, bisogna stare attenti. Cosa fai qua? Sei in canne delle malghe? Canne randagio? Che combini? Guarda che girano i lupi qua, dite magna. Dai che andiamo, su, torna a casa, avanti casa, torna a casa. Non so se mi sta ancora seguendo, vabbè. Allora qua della Genzianella è questa, c'è un negozietto di roba d'alpinismo lì, sono andato a chiedergli e mi hanno detto che il cane è quello della forestale, adesso proveranno a avvisarli. Comunque un bel negozietto sto qua, pieno di roba d'alpinismo, scarponi, anche i ramponcini da ghiaccio, quelli belli, e non costano tanto. Prossimo giro appena posso, perché non ho neanche soldi dietro, li ho mangiati tutti sulla torta, e vengo qua e mi prendo i ramponcini. Eccoci, strada per il Monte Pizzoc, siamo tornati e abbiamo finito il giro. Ora possiamo tornare a casa. Nella traccia GPS che lascerò sotto il video probabilmente mancherà il primo chilometro di salita, perché mi sono dimenticato di avviare il registratore di tracce. Comunque fate conto che l'abbia fatto. Qua bisogna stare attenti che c'è ghiaccio, dovevo tenere su i ramponcini. Sta già perdendo energia sta pila qua, vedo che sta riducendo la luminosità. Ecco, adesso la leghiamo bene, perché se facciamo un incidente o un frontale ce la ritroviamo in testa tutto quanto. Ci mettiamo anche la cintura, la chiudiamo. Stasera pizza, ciao.